Ormai i pescatori hanno acquisito una straordinaria sensibilità, sono veri e propri operatori a tutela e a difesa dell'equilibrio biologico del mare. Certo, le norme dell'Unione Europea non tengono conto della specificità della nostra pesca, che è quasi sempre una pesca artigianale, sotto costa, e quindi siamo fortemente penalizzati da questo punto di vista, però non c'è dubbio che la pesca rappresenti oggi una delle filiere più importanti e più redditizie dell'economia blu, assieme alla crocieristica, assieme alla nautica, che sono due filiere sulle quali la Sicilia può giocare e sta giocando una parte importante. Pensate che noi abbiamo oltre 2 milioni di passeggeri, di turisti che provengono dalle navi crociera, e per quanto riguarda la nautica siamo fra il terzo e il quarto posto fra le regioni italiane. Servono nuovi posti barca, questo significa che l'economia blu, da motore di crescita per la Sicilia e per il Mezzogiorno d'Italia in modo particolare, ha bisogno della collaborazione pubblico e privato. Rinnovare la rete portuale, puntare sulla innovazione, sulla digitalizzazione. La concorrenza è spregiudicata e spietata nel Mediterraneo, ma noi possiamo vincerla perché anche su questo fronte l'Italia è leader.